Ciao ragazzi, in questo momento mi trovo all'Auchan. Sono venuta perché devo fare un servizio a un negozio grande, un outlet che sta un po' prima dell'Auchan. Dato che il negozio non è ancora aperto, ho pensato di intrattenermi un po' qui nel centro commerciale, però aiuto, sta ancora cose chiuse. Speriamo che sta qualche barra aperta, almeno mi piglio un caffè. Ragazzi, stamattina vi voglio parlare di una cosa che mi sta molto a cuore. Ragazzi, ma secondo voi che è? Indovinate? Aiuto, una cosa che mi sta più a cuore a me, nella mia città, Napoli. Chi vi può parlare di Napoli meglio di me? Che io sono napoletana d'occo, originale 100-100, verace. Ragazzi, vi volevo dire, vabbè, che mi manca tantissimo. Tengo proprio una apocondria. Apocondria in napoletano lo sa che è la tristezza del cuore, la tristezza del cuore. Ragazzi, andateci, soprattutto in questo periodo, perché è il periodo dell'anno in cui Napoli è ancora più bella, perché è sempre bella. Ci sta un'atmosfera magica a Napoli. Napoli non è solo una città, a parte che Napoli è un mondo e lo dicono tutti, non lo dico solamente io che sono napoletana, ma Napoli è una rinascita, voglio. E niente ragazzi, sperando di trovare un bar aperto, perché qua sta ancora così chiuso. Vi saluto, mi raccomando ragazzi, non ve lo voglio dire, ma si sta avvicinando anche il periodo di Atti e Famiglia, mi raccomando. Voi fate sempre come dico io, come dico sempre io, ve lo dico anche adesso, quando ci voglio.